Mattia Rosso, oggi l'esordio per te in Superlega, è mancata poco per la vittoria, un punto che forse alla luce di quanto si è visto lascia un po' di amaro in bocca. Sì, adesso a caldo fa male perché io sinceramente sapevo che sarebbe stata una partita dura e lunga da vincere, ma credevo che era nelle nostre possibilità portare a casa la vittoria, però c'è da dire che loro hanno giocato molto bene e forse il fatto che si è fatto male in riscaldamento il loro posto titolare li ha un po' compattati nella difficoltà. Infatti il primo set sono partiti molto bene, dopo secondo me alla distanza siamo usciti noi, però poi dopo ci è venuto a mancare un po' di lucidità e forse un po' di foga nelle azioni di contrattacco. Per quanto riguarda invece le tue condizioni, come stai? Ti si è visto in campo insomma già abbastanza in forma? Non sono ovviamente ancora al 100%, però sono abbastanza bene, sono in fase di recupero, ovviamente mi aspettavo che a lungo andare sarei calato, infatti così è stato, però come prima partita sono abbastanza soddisfatto. Ovvio che era più importante se portavamo a casa la vittoria, però va bene così. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Gonzalo Quiroga, una partita che ha regalato un punto a Padova, anche se l'impressione è che Padova sarebbe potuta tornare a casa anche con qualche punto in più. Sì, è un punto importantissimo contro una squadra che ha giocato bene, con un giocatore molto importante, ma io credo che possiamo giocare meglio. Noi abbiamo giocato bene il primo set, abbiamo fatto tanti errori di servizio, di difesa, facile difesa. Vabbè, un punto, sono contenti per quello punto, ma adesso dobbiamo pensare nella prossima partita in casa verso Milano.